Oltre 3.000 piante di marijuana, 65 kg pronti per lo smercio, 48 nascosti in buste sottovuoto e 800 grammi di hashish già confezionato o in ovuli. La Guardia di Finanza di Venezia ha arrestato in flagranza un quarantenne sospettato di gestire una piantagione di marijuana a Vigonza nel Padovano, in un campo che costeggia l'autostrada A4 Venezia-Milano. Tutto è iniziato dai controlli periodici sui corrieri espressi che operano all'aeroporto Marco Polo. In particolare, nel corso della verifica di una spedizione destinata a un italiano residente a Padova, sono state individuate due distinte confezioni di celofan trasparente termosaldate e sottovuoto contenenti semi di cannabis. I militari hanno accertato come l'uomo a inizio marzo avesse affittato un fondo agricolo nel comune di Vigonza per una superficie di 25.000 metri quadri e le attività di osservazione e pedinamento hanno permesso di trovare il luogo, verificando la presenza di migliaia di piante a diverso stato di maturazione con tanto di articolato sistema di irrigazione. Al momento dell'irruzione, il quarantenne stava trasportando alcune piante estirpate dal terreno nel magazzino per procedere alla relativa lavorazione. Tutte le piante di canapa, una volta sottoposte a lavorazione, avrebbero prodotto circa 500 grammi di marijuana per arbusto, per un controvalore sul mercato al dettaglio di circa 2 milioni di euro. Il quarantenne è stato portato in carcere a Vicenza.